Ok, ho appena cambiato la pompa dell'acqua, cioè non io, me la sono fatta cambiare, figurati se sono in grado di cambiare una pompa dell'acqua. Giro di qua senza prendere niente, bene, molto bene. E cosa è successo? Perché l'ho cambiata? Allora, la mia pompetta dell'acqua stava iniziando a perdere acqua fuori e io lì ero un po' sul chi se ne frega, cioè di un pieno da 100 litri, metti, mi perdeva un litro, massimo 1,5 litri, no? Però poi ha iniziato a sgocciolare dentro, e allora quando ha iniziato a sgocciolare dentro io si pulivo con lo Scottex, però ho detto mi informo quanto costa una pompa nuova, 100 euro, infinitamente più silenziosa, perché la mia faceva un repetton della Madonna, non teneva mai la pressione, e quella nuova comunque sarebbe stata anche molto più potente, no? E allora ho detto va bene, dai, un giorno che posso, che passo, la cambio. Finché oggi lavando i piatti mi sono trovato il camper allagato, avevo il gavone dietro, quello, il culo sotto, no? Dove c'è il serbatoio dell'acqua, fuori avevo tanto così di acqua, e poi ha iniziato a uscire e ce l'avevo in giro per il camper. Allora Tazzi, va, che gentili come sempre, ho chiamato, mi ha detto dai, portalo qua alle 5:30, sul dopo lavoro sono passato e me l'hanno cambiata. Allora, silenziosissima. E cosa succede? Questa qua non mi perde la pressione come l'altra, se la lasciavi accesa, dopo 1 minuto, 2 minuti massimo, ricominciava a ripompare, no? Quindi se la dimenticavi ti ciucciava corrente. Questa qua una volta che è in pressione basta, non succede nulla, anche se te la dimentichi accesa, figata, silenziosissima, quindi sicuramente la lascerò accesa tante di quelle volte perché me ne dimenticherò, e butta di più. Sono proprio contento, molto contento. I 100 euro mi stavano meglio in tasca, però insomma diciamo che comunque ho cambiato un pezzo che mi fa andare in meglio, no? Adesso la prossima magagna è la termocopia del frigo, perché era stato pulito, allineato eccetera eccetera, ma a gas continua a spegnersi. Vabbè, non lo uso mai il frigo, no? Almeno devo ancora farci l'estate, io ho iniziato il 25 dicembre a vivere in camper, però per adesso comunque mi dà fastidio, se io nutro un sentimento per questo camper, per questa casa, no? E quindi mi dà fastidio che il frigo non funzioni, è proprio una questione psicologica, quindi per ora non ha necessità, è proprio fastidio, mi viene la depressione nel sapere che non funziona, e quindi adesso più avanti, magari a giugno così, lo cambierò, perché prima c'era il discorso della scrivania. Adesso tra una roba e l'altra devo ancora trovarmi quel falegname per fargli vedere le misure e prendere il preventivo. Dovevo farlo oggi, me l'ero messo nel calendario oggi, è successo quella della pompa all'acqua e ho anche oggi niente. Questa scrivania si farà penare. Vabbè, comunque i falegnami devo sentirne 2, giustamente. Consiglio anche a te, quando devi fare una qualsiasi cosa, sentire sempre 2. Una volta per fare la scrivania del salotto, confidenza e amicizia con tutti e 2, però uno mi fa lascia stare che con meno di 1.000 euro non posso farti niente, l'altro con 600 mi ha fatto un capolavoro, cioè scrivania con tutte le mensole, legno pesante, lavorato molto particolare con tante sfumature, cioè in salotto avevo fatto una cosa veramente particolare. Ho fatto un capolavoro per 600. Io adesso non lo so qua in camper, ho varie cosette da fare, diciamo, non so quanti soldi mi chiederanno, speriamo pochi, è chiaro, si spera sempre pochi. Adesso per ringraziare che l'ultima volta mi sono fatto l'acqua, faccio benzina a questo distributore qua, no dai scherzo, faccio benzina qua perché mi serve e costa meno, solo per quello. Sono un po' stronzo però. Bene, mi sono liberato tra virgolette la giornata. Beh oddio, che ore sono? Che devo prendere 2 cosine carine, 18:31, sì devio. Volevo prendermi la Dimo, perché di sì, mi serve per varie cose, comunque volevo una Dimo piccolina, manuale, visto che costano una cavolata da tenermi. Poi mi servivano le batterie mini stilo, che non si sa mai per il coso qua o per altre cose. Ah ecco, e faccio subito un salto, o dopo faccio un salto dal Beps e mi prendo un altro di questi, perché ti spiego, quando devo andare a dormire io mi accendo la luce della dinetta, ti spiego dopodiché
mi tiro giù la scala, vado su nel letto, monto nel letto, accendo la luce del letto, riscendo giù, spengo la luce della dinette e rifaccio la scala e ritorno su. Cioè un casino di giri in più per niente, quando con 6 euro o 5 euro, adesso non mi ricordo di preciso, trovi sta qua che va, è una figata, la schiacci come vuoi, davanti, dietro, al centro, a 5 led e via, alla grande, molto alla grande, veramente buona. Praticamente questa sotto ha degli strappi che però la devi togliere solo quando devi cambiare le batterie, ha un biadesivo con gli strappi, no? Ma mi va bene, mi va molto bene. Oh, guarda cosa ho scoperto, guarda. Adesso mi si era pizzicato un attimo le cuffie lì, quindi avevo aperto, guarda, c'è questo qua, e la prolunga, questo lo tiri in fuori, è quello che va dentro qua, no? Cioè, guarda che figata. Cioè, io quando mi mettevo a guardare i film, guarda, posso cosarmi così, aspetta che mi copo ogni volta, poi faccio così, mi metto il mio coso qui, questo andava così, eccola, e questo può andare anche, e là ci puoi mettere il cuscinetto, guarda che roba, e tacco, la prolunga il coso. Con le cuffiette quando voglio privacy, diciamo, per montare i video, guarda che guarda che comodo, e che figata. E qua mi posso mettere col cuscino e guardo i film anche da qua, cioè, capisci?